E allora siamo al secondo trofeo Città di Montedoro, settima prova Grand Prix interprovinciale Caltanissetta Enna. Siamo con l'organizzatore Gaetano Dominuco. Anche quest'anno ce l'abbiamo fatta, possiamo dire. Sicuramente, con la collaborazione un po' di tutti, quest'anno penso che andremo meglio, ma molto meglio dell'anno scorso. Ora invece siamo con uno dei giudici della manifestazione. Lei quindi sarà imparziale? Sì, bisogna essere imparziali e non bisogna transigere. Allora, il trofeo Città di Montedoro, a parte che è organizzato da Gaetano Dominuco, è in collaborazione con la SD di Cori Sera di Fatto, perché senza la SD di Cori Sera di Fatto non si poteva fare. Ok, speriamo che vada tutto bene. Abbiamo qui il grande speaker invece della manifestazione. Grazie, io sono la voce di questa manifestazione che per il secondo anno ci vede protagonisti qui, non solo noi addetti ai lavori, ma anche tutti gli atleti che verranno da tutte le province di Enna, di Caltanissetta e anche di Agrigento. Saranno tantissime le società partecipanti, non so se Più o sono meno 15, quanti partecipanti? ma saranno 120 circa i partecipanti nel complesso, tra i piccolini che parte da 5 anni fino ai più grandi. Abbiamo persino un atleta di 75 anni. Seconda edizione Trofeo Città di Montedoro, qual è stato il ruolo del comune? Allora, il ruolo del comune è stato non solo di accogliere con positività questa manifestazione, ma di incentivarla e preventivamente di invitare appunto Gaetano, che è il nostro referente, a organizzare al meglio questa manifestazione, perché per noi, per questa amministrazione, lo sport è parte fondamentale di una comunità, è parte fondamentale dell'essere umano, perché non è solo salute, ma è anche inclusione e condivisione, non solo condivisione magari di metodologie di allenamento, di sport, ma condivisione di valori, di stati d'animo, di gioia e dolore. E bisogna divertirsi e migliorarci sempre di più. Come diceva De Coubertin, l'importante è partecipare, ma qua penso che ci sia molto agonismo. Assolutamente, ma come diceva anche in un famoso film Faletti, non è importante quello che si trova alla fine della corsa, ma quello che si prova mentre si corre. Dietro bisogna affrontare dei walkers navigativi runners. Siete la prima volta che partecipate a Montedoro? A Montedoro sì, iniziamo con il circuito grazie ai ragazzi, alla squadra giovanile, perché il circuito Caltanissetta ci fa l'onore di organizzare questa gara anche per i ragazzi, cosa che manca purtroppo nel circuito agrigentino. Quindi stiamo tantissimo per questo impegno che speriamo che questa sana invidia stimoli le organizzazioni dell'Agrigentino a creare anche nella nostra provincia un circuito proprio per loro, che sono il nostro futuro e il nostro presente. Si prova ad essere il primo assoluto. È un'emozione unica e comunque è frutto di tanti sacrifici che vengono ripagati con la vittoria, naturalmente. Da quanto tempo si allena? Da una vita praticamente, però mi alleno da 5 anni seriamente. Anche lei che emozione ha provato, signorina? L'emozione è sempre diversa, però è unica. Quindi è abituata a vincere allora? Spesso mi capita. Dani di Catania, qui a Montedoro, cosa ne pensa di questa serata? Una serata fantastica, all'insegna dello sport, del divertimento e soprattutto dell'amicizia. Amicizia, ma non così, di più. Tutti insieme, facciamo squadra, ma una squadra che ti fa elevare in alto, verso il cielo. Partita seconda edizione del trofeo Città di Montedoro.